due parole per presentare questi due film sperimentali realizzati nei primi anni 70, Laguna 1971 e Blu d'acqua l'anno successivo, il 72. Ho spesso usato il cinema per tenere unito immagine e suono, che sono gli ambiti di lavoro che mi interessano particolarmente. I due film che vedremo sono nati dal clima generato da Beppi Mazzariol con l'Università Internazionale dell'Arte. In quegli anni ero giovane e assorbite tutte le riflessioni che i visiting professor ospitati a Venezia facevano a proposito di questa città e dell'ambiente lagunare, assorbite queste riflessioni, io le ho restituite attraverso il mio linguaggio, immagine e suono, con questi due lavori. Laguna. Il film è l'analisi dell'ambiente lagunare e mette in evidenza tre modalità di rapporto immagine-suono. La prima è oggettiva, il suono è naturale. La seconda è emotiva, la musica esprime sensazioni suggerite dalle immagini. La terza è utopica. La musica è il motore delle azioni che un gruppo di ragazzi compie nell'ambiente nel tentativo di modificarne il destino. All'inizio potrete vedere una figura femminile che parla, ma dalla sua bocca non escono parole ma suoni. Ecco, questa è la dichiarazione del mio intento, non utilizzare le parole per esprimere idee e pensieri, ma esprimerle attraverso il suono e appunto la relazione immagine-suono.
Era 14 e mezzo per il signor Peppe qua. La soldata di 20 anni era 79 kg. E se no adesso sono compagno. Ah, no, 82 e mezzo. È vero che sono 82 e mezzo. Vabbè, fatto lui sono 82 metri e se ne coglia tutto può fare la vent'anni
La
Il film che segue è Blu d'acqua, 1972, 16 mm. C'è stata un'evoluzione dal Super 8 al 16. Anche questo realizzato nell'ambito dell'Università Internazionale dell'Arte, ed è un film che cerca di tenere unita la pittura, le immagini reali e la musica. L'argomento trattato è Venezia, ma soprattutto le relazioni che una città come Venezia, così particolare, induce nei suoi abitanti. All'inizio non ci sono relazioni, in una seconda fase ci sono relazioni che l'ambiente ti obbliga a vivere, e poi c'è una fase più propositiva di conquista di spazi, ma lo vedrete nel film. Parallelamente a questo sviluppo c'è uno sviluppo cromatico dell'immagine pittorica. All'inizio un quadro totalmente nero, non relazioni, poi nel passare del tempo nascono dei colori, quindi le prime relazioni, fino a una esasperazione cromatica che ci porta al bianco, all'astratto. La terza parte, la parte musicale, vi dico che è stata realizzata al termine del montaggio ed è stata realizzata in diretta, guardando le immagini. Guardando le immagini c'è stata questa lunga improvvisazione che sfocia in una dimensione di free jazz, free, libertà, ed è proprio questa immagine di abbattimento di muri, di relazioni utopiche che io in quegli anni auspicavo per questa città. I tempi non mi hanno dato ragione, ma speriamo che la capacità di questa città sempre di rinascere ci porti a una nuova Venezia. Buona visione.
più intenso. Calma, rilassati.
Calma, relazione.